Bene, un saluto a tutti e un benvenuto a Margherita Tancini che oggi ci presenta il suo libro Il santuario di Arturo. Io ho avuto modo di conoscere Margherita in un contesto che riguarda in realtà il contenuto del libro, perché eravamo proprio a un evento a Padova per una cena per raccolta fondi per un santuario degli animali, quindi una realtà che c'è nel Padovano, come ce ne sono diverse oggi in giro per l'Italia, cioè dei centri che recuperano animali destinati alla macellazione. E noi praticamente i cosiddetti animali da reddito, noi siamo abituati a distinguere gli animali a seconda dell'uso che ne fa l'uomo, no? Da reddito, da caccia, da compagnia, da affezione. In realtà sono tutti animali, siamo noi che li abbiamo così codificati. E Margherita ha scritto questo libro, appunto, Il santuario di Arturo, che abbiamo deciso di portare qui in consiglio, e quindi ho ritenuto utile far conoscere anche queste realtà e queste sensibilità che sono sempre più comuni. Quindi io direi innanzitutto benvenuta a Margherita e grazie anche a chi è qui in sala stampa. E comincerei con alcune domande, Margherita. Certo, beh, siamo qua per questo. Così parliamo anche di te e del tuo libro. Ecco, la prima cosa che mi viene a dire è perché hai deciso di scrivere questo libro, perché un libro antispecista e qual è un po' la tua storia che ti ha portato a fare questo libro? Certo, allora, diciamo che l'idea era quella di scrivere appunto un libro antispecista, ancora non avevo ben chiaro se scriverlo, se indirizzarlo ad un pubblico adulto o ad un pubblico appunto di bambini. Poi 4 anni fa ho cominciato a lavorare in una scuola elementare e lì ho compreso la necessità in realtà di puntare più sull'educazione dei bambini che su quella degli adulti. Mi spiego meglio, sicuramente è necessario anche riuscire ad esprimere tutto quello che è l'amore per gli animali a 360 gradi, non soltanto ai bambini ma anche agli adulti, però quando si tratta di un pubblico adulto vedo che è già un po' più difficile riuscire a modificare alcune convinzioni che ormai si sono sedimentate da tempo, mentre il bambino è molto più sensibile rispetto a certi argomenti. Io ho proprio notato che nella fascia d'età tra i 6 anni e gli 8, quindi tra la prima elementare e la terza, il bambino comprende molto facilmente quello che è quello che può essere l'amore nei confronti del gatto, tanto quello che può essere l'amore nei confronti del maiale o della mucca. Mentre già andando un pochino più in là con l'età, anche soltanto in una quinta elementare per esempio, vedi che alcune idee cominciano già a sedimentarsi all'interno della testa del bambino. Quindi ho detto perché non scrivere un libro appunto che sia antispecista e che sia indirizzato tanto ai bambini quanto in realtà poi anche ai genitori che lo leggono. Quindi alla fine sono riuscita a coinvolgere tutto il pubblico che avevo in mente appunto inizialmente. E sì, no. Bene, sì, credo sia una scelta interessante. È un tema tra l'altro anche di estrema attualità, quello di portare determinate materie, determinate sensibilità, messaggi all'interno delle scuole, perché lo vediamo tutti i giorni, se abbiamo una nuova generazione più istruita, più sensibile, poi avremo un giorno un mondo sicuramente più giusto, più preparato, con meno problemi, guardando ai tanti problemi che anche in questi giorni abbiamo visto, no? E quindi l'altra cosa che vorrei chiederti è, di solito nessuno nasce vegano, vegetariano, no? Si diventa. Allora, qual è stato nel tuo caso? Perché ognuno ha un suo percorso. Qual è stato il percorso che ti ha portata a diventare vegana? Allora, diciamo che allora, io sono diventata vegetariana inizialmente a 16 anni e questo perché sicuramente ero già molto sensibile
a tutto quello che era il mondo animale, come lo siamo in realtà tutti quanti, penso io, appunto, fin da bambini. Poi però non riuscivo a collegare quello che consideriamo come prodotto, quindi quella che è la carne, i latticini, le uova, eccetera, eccetera, con quello che era effettivamente l'individuo, quindi l'animale. Poi a 16 anni ho visto un video di un attivista americano chiamato Gary Yourofsky e ho visto i primi 20 minuti, durava un'ora intera questo video, e dopo questi 20 minuti di video sono diventata immediatamente vegetariana. E questo perché sì, c'era tutta una parte esplicativa iniziale in cui spiegava le motivazioni sue per cui era diventato vegano. Però a un certo punto mostrava un video di un allevamento intensivo e delle modalità con cui uccidevano questi animali, e prima di cominciare il video diceva: adesso chiedetevi, se non riuscite a guardarlo, chiedetevi come mai per la vostra pancia vada bene, ma non per i vostri occhi. E io infatti sono stati 2 minuti di video e non sono riuscita a guardarlo. Dopo questi 2 minuti stavo mangiando una pizza con il prosciutto, l'ho lasciata lì immediatamente, mi sono fatto un gran pianto e da lì ho smesso immediatamente di mangiare tutti quelli che hanno gli animali. Poi ci ho messo un attimo di più per diventare vegana perché chiaramente viviamo in una società che ci fa credere che senza la carne, senza i latticini, insomma tutti i prodotti di origine animale non possiamo vivere. Ci fanno credere che se non consumiamo latte e derivati avremo qualche tipo di carenza. In realtà siamo gli unici mammiferi al mondo che si nutrono del latte anche dopo lo svezzamento, e non è nemmeno il nostro latte, ma è il latte di un altro mammifero, e ci fanno credere che sia necessario. E questa cosa secondo me è molto importante, perché anche all'interno appunto delle scuole ho notato che i bambini stessi pensino che per esempio le mucche producano costantemente il latte, e non si sa invece l'origine appunto di tutti questi prodotti. Non è appunto così semplice. Poi appunto sono diventata vegana al 100% quando un'estate, a 22 anni, mi sono trasferita a Londra come ragazza della pari, e lì sono capitata, un po' per casualità della vita, in una famiglia 100% vegana. E all'inizio ho pensato: vabbè, vado in questa famiglia e io continuerò ad essere vegetariana, comunque resto aperta ad ascoltare anche le loro motivazioni. E dopo circa una settimana uno dei 3 bambini con cui lavoravo mi ha fatto questa domanda, mi ha chiesto: ma Maggie, e tu sei vegana come noi? Ho detto: no, no, sono vegetariana, però per questo empatizzo perfettamente con tutta quella che è la causa animalista. E mi ha detto: ah, ma quindi a te interessa dei maiali, ma non ti interessa nulla delle mucche? Ed è bastata questa frase di questo bambino di 8 anni, neanche 9 anni, per farmi ragionare, per dire: caspita, però ha ragione. E da lì sono diventata vegana. Pensa, più sono piccoli e più riescono a metterti in difficoltà. Effettivamente dobbiamo considerare come la produzione del latte sia diventata un'industria sempre più efficiente, e lo dicono anche i numeri per quanto riguarda la produzione del latte. Siamo arrivati oggi per ogni mucca anno a, mi pare, raddoppiare la quantità di litri di latte, quindi un'attività che ha appunto generato uno sfruttamento delle mucche molto particolare, che tra l'altro ha in qualche modo messo in atto un determinato fenomeno che un tempo non si registrava, di cui mi ricordo ne parlammo anche in Commissione Ambiente, Commissione ENVI, che si occupava anche di sicurezza alimentare e benessere animale in Parlamento europeo. Mi riferisco al fenomeno delle mucche azzoppate. Queste vengono così sfruttate e sono così anche pesanti per questo apparato mammario, che deve produrre il doppio di quello che producevano le mucche di 15-20 anni fa, che perdono la funzionalità delle gambe, e quindi poi sono destinate naturalmente a entrare nel ciclo dell'industria della carne per tutti i derivati. Quindi anche questo tema, effettivamente, quei bambini là effettivamente alla fine avevano ragione. Esatto. Poi un'altra domanda che riguarda più il libro: tu hai ambientato questo libro in un santuario,
magari se diciamo anche due parole sui santuari, e la domanda è naturalmente chi sono Maggie e Timo, che sono appunto, lo dici tu. Certo, allora, comincio dalla domanda sul santuario. Allora, il libro è ambientato in questo santuario chiamato Io sono qualcuno, e il nome chiaramente non è preso a caso, ma è per poter dare un'individualità a tutti gli animali che sono all'interno. E per me è stata una scelta necessaria ambientarlo in questo luogo, perché le persone ancora oggi attribuiscono a questo luogo semplicemente un'origine religiosa, quando in realtà oggigiorno, come dicevi anche tu prima nell'introduzione, i santuari sono dei luoghi anche di pace, sempre, però che ospitano degli animali che sarebbero se no destinati alla macellazione e insomma all'industria di quella che è la carne o l'industria delle uova o del latte. E Maggie e Timo sono questi, li definirei i protagonisti della storia, che un giorno di primavera decidono di recarsi appunto in questo santuario, in cui il proprietario è questo Arturo, e gli racconta come mai ha deciso di aprire questo santuario. E racconta che come ognuno di noi appunto non è nato vegano, non è nato antispecista, ma anche lui una volta si cibava di quello che erano appunto la carne, i latticini, le uova, eccetera, eccetera, fino a quando non ha scoperto che. E lì ogni pagina è dedicata ad un animale diverso, in cui si spiega appunto il carattere di questi animali, per far capire che non soltanto cani e gatti hanno un loro carattere, ma anche tutti gli altri. Quindi non esistono quelli che noi reputiamo come animali di serie A e animali di serie B, ma tutti quanti hanno il loro diritto di vivere. Infatti nella prefazione io sottolineo che il mio superpotere si chiama libertà, che è quello che mi ha permesso di viaggiare, studiare, prendere delle decisioni per me stessa, e chi sono io per poter privare un altro essere vivente di questa libertà. E l'importanza di questo libro sta dove? Nel fatto che la gente si sente identificata in questo, cioè che non senta come una mancanza il fatto di non aver compreso alcune cose fino a questo momento, perché anch'io non avevo mai fatto il collegamento carne-animale fino ad un certo momento della mia vita. Vorrei tanto appunto che le persone si sentissero identificate in quello che è Arturo, e che comprendano anche l'importanza del cambiamento, perché sempre come dico nella prefazione, il cambiamento alla fine è alla base della nostra vita, e se non cambiamo rimaniamo statici. Chiaro, chiaro. Volevo farti un'altra domanda. Tu hai avuto modo di visitare dei santuari, e giusto per ricordarlo, cosa pensi di alcuni avvenimenti che ci sono stati all'interno, in particolare di un santuario, non solo, recentemente? Allora, immagino che tu ti riferisca al santuario Cuori Liberi, e faccio in realtà anche un po' fatica a parlarne, perché per me è stata una situazione abbastanza sconvolgente, e faccio proprio fatica a trovare le parole per poter esprimere quello che penso, anche perché non lo riesco ancora a comprendere sinceramente al giorno d'oggi. Cosa è successo? Che per via della peste suina hanno deciso di entrare in questo santuario e di ammazzare tutti i maiali che hanno all'interno di esso, perché evidentemente, non so se sia perché la legge non sia ben chiara su questo o per quale ragione, comunque veniva considerato alla pari di un allevamento, e quindi le forze dell'ordine sono entrate con forza, malgrado ci fossero stati diversi attivisti che cercavano in modo molto pacifico di frenarli. Sono entrati ed hanno abbattuto tutti i maiali all'interno del santuario. E io penso che sia gravissimo, perché è esattamente, che è quello secondo me che le persone non hanno ben chiaro, esattamente come se entrassero nelle vostre case e uccidessero il vostro, sempre tra virgolette, perché io ci tengo a sottolineare che nessun essere vivente, né persona né animale che sia, è di proprietà di qualcuno,
però che l'animale che vive con voi, che sia il vostro cane o il vostro gatto, insomma, venisse ucciso da delle persone che entrano in casa vostra. E questo è esattamente ciò che è accaduto all'interno di questo santuario. Sono entrati e c'è stata da una parte la violenza nei confronti di questi maiali, che oltretutto erano sani, e da una parte anche questa violenza nei confronti dei proprietari stessi del santuario, che si sono visti uccidere i loro amici maiali che vivevano assieme a loro in modo molto pacifico all'interno di questo santuario. Sì, un episodio, ricordiamo, che poi ha avuto delle reazioni importanti, perché ci sono state delle manifestazioni con partecipazioni inaspettate, una a Milano, 10.000 persone, Esatto. e poi una più recentemente a Roma, di tutte persone che, indignate per quello che era accaduto, hanno portato la loro testimonianza di vicinanza. Anche perché ricordo che dal 2009 in Unione Europea vige l'articolo 13 del Trattato di Lisbona, che considera per la prima volta gli animali esseri senzienti. Quindi lo dicono anche le norme, fondamentali dell'Unione Europea, che sono soggetti che sentono, quindi esseri senzienti che provano gioia, dolore, alla pari degli umani. Ma vorrei ricordare anche quello che è accaduto lo scorso anno, nel 2022, nella primavera del 2022, che per la prima volta sono stati inseriti gli animali nella Costituzione italiana, e non in un articolo qualsiasi, ma nell'articolo 9 della Costituzione, che è uno degli articoli fondamentali della Costituzione della nostra Repubblica. È vero, siamo troppo abituati a considerare gli animali per categorie, consideriamo cani e gatti come dei compagni di viaggio, qualcuno li metterebbe, anche nel mio caso, nello stato famiglia, perché sono proprio componenti delle famiglie. Voi pensate che in Veneto abbiamo, solo per quanto riguarda quelli registrati nell'anagrafe canina, perché c'è l'obbligatorietà del microchip, più di 850.000 cani. Questo vuol dire che di media una famiglia su due vive con degli animali. Ma come vi dicevo, cani, poi ci sono anche i gatti. Io sono primo firmatario con diversi colleghi di una legge che propone di registrare i gatti nell'anagrafe, e naturalmente propone di mettergli il microchip. Ma è vero, gli altri animali in realtà sono alla pari. Io sono testimone, perché sono uno che, ecco, diciamo così, ha a casa anche un'anatra corritrice indiana, che sono quelle anatre selezionate dopo 1 migliaio di anni in Indocina per la produzione di carne e uova, che mi è stata portata ancora 2 anni fa, quando collaboravo col CRAS di Treviso, il Centro Recupero Fauna Selvatica. Ho dato una mano molto importante, perché sono sempre stato appassionato di uccelli, e quelli più difficili da allevare me li portavano. All'epoca c'era il lockdown e si andava bene, c'era anche molto più tempo. Bene, questa me l'hanno portata da piccola, naturalmente non è fauna selvatica, non è stata liberata, tra l'altro è così selezionata questa specie che non riesce neanche più a volare. Bene, lei vive assieme ai miei 2 cagnolini, al gatto, libera, e è esattamente come un cagnolino, neanche come il gatto, perché il gatto, se lo chiami, sappiamo tutti, non sempre arriva, ma lei può essere in qualsiasi posto del giardino, anche distante 300-400 metri, quando sente che la chiami, Lina, lei intanto ti risponde, Lina dove sei? E la risposta è qua. E poi arriva subito di corsa, perché tra l'altro si chiama pure anatra corritrice indiana, arriva di corsa dove sei tu e ti raggiunge. Quindi effettivamente sono tutti animali che provano sentimenti, indipendentemente dalla specie, e dobbiamo esserne sempre più consapevoli. L'Unione Europea col Trattato di Lisbona li considera esseri senzienti, la Repubblica Italiana recentemente li ha considerati degni di essere inseriti in Costituzione. Naturalmente il lavoro da fare è quello di tradurre questi principi generali in norme che effettivamente riconoscono questi animali come esseri senzienti. Quindi volevi aggiungere qualcosa? Se no sentiamo anche magari dal pubblico se c'è qualche domanda, perché è un incontro naturalmente aperto. Sì, mi leggo un attimo a quello che hai detto tu, che mi sembra decisamente importante.
Apro una parentesi, io sono studentessa di un dottorato in antropologia sociale e culturale a Barcellona, dove oltretutto abbiamo fatto una manifestazione anche lì per il Santuario Cuori Liberi. E quello che diciamo, specialmente quando si tratta di studi antropologici di genere, è che non si tratta di parlare per qualcun altro, noi non stiamo dando voce agli animali in questo caso, riflettendolo in quello che è tutto il piano appunto animale, ma si tratta semplicemente di osservare, di ascoltare e poi di comportarsi di conseguenza. Quindi nel momento in cui osserveremo effettivamente un animale e ne comprenderemo il valore, lì riusciremo a comportarci con il rispetto nei loro confronti che si meritano. Interessante osservazione. Avete qualche domanda o anche considerazione senza nessun problema, giusto anche per lasciare una testimonianza? Tutto chiaro? Niente? Io volevo approfittare, lo dico al pubblico ma anche a chi ci segue in diretta, te ne avevo già parlato, che a Vicenza venerdì 15 dicembre alle 20:45 nella Sacra Conferenze Centro Civico 5, do anche la via Lago di Pusiano 3, terremo con alcune associazioni che tutelano gli animali un incontro pubblico che si intitola proprio Sono esseri senzienti. Tra gli organizzatori c'è Impegno e Azione per un mondo sostenibile, Anonymous for the Voiceless, la Lega Antivivisezione e il santuario che conosci anche tu, Bottom Friends. Volevi dire due parole perché io non sono mai riuscito a visitarlo, non so se tu... Ma io sinceramente devo ancora andarci, sono stata invitata più volte, però essendo che in questo momento sono a Barcellona faccio un po' fatica, però ci andrò il prima possibile, insomma. Invece mi sembra molto interessante il fatto che siano presenti gli Anonymous for the Voiceless, che sono un gruppo molto importante per tutto quello che è l'attivismo, e credo che a livello proprio visivo riescano in qualche modo a trasmettere il messaggio a più persone, perché fanno proprio attivismo in piazza, un attivismo silenzioso e semplicemente è un gruppo di persone che si riuniscono in cerchio e tengono delle televisioni in mano in cui mostrano le immagini all'interno dei vari allevamenti intensivi. Poi se le persone hanno voglia di approfondire, si avvicinano e domandano, in alternativa appunto nessuno cerca appunto di frenare le persone per strada per riuscire appunto a passargli il messaggio, e questo mi sembra molto interessante come attivismo. Faccio un'ultima domanda e poi concludiamo. Tu che sei vegetariana da prima, vegana da dopo, cosa ne pensi della carne coltivata? Ma io sono assolutamente a favore in realtà della carne coltivata e probabilmente non ne farei uso, nel senso che secondo me nel momento in cui comunque sei vegano hai tutti i nutrienti necessari appunto che ti servono non soltanto per sopravvivere, per vivere, ma anche nel mio caso per esempio che faccio sport, o di molte altre persone che conosco, insomma non è assolutamente necessario nutrirsi di carne. Però per tutte quelle persone che non riescono effettivamente a fare questo passaggio, credo che sia un'alternativa assolutamente utile, perché intanto è molto più sostenibile in primis e seconda cosa poi non è necessario lo sfruttamento animale. Credo che su questo ci sarà sicuramente molto da lavorare. Noi abbiamo avuto recentemente anche un alleato in tutto questo, il Presidente della Repubblica Mattarella, che come avrete sentito ha bloccato la legge passata in Parlamento per vietare la carne sintetica. In realtà la chiamano sintetica ma si tratta di carne coltivata, proprio perché la Repubblica Italiana non può imporre un divieto del genere, essendo un qualche cosa che deve passare tramite la legislazione dell'Unione Europea e naturalmente tramite il vaglio dell'EFSA, che è un'agenzia alimentare che deve prima definire se effettivamente la carne coltivata può essere in qualche modo dannosa. Io a una domanda come quella che ti ho fatto, se me la facessero risponderei esattamente come te. Nessuna contrarietà,
Sicuramente sarebbe dare la possibilità alle persone che lo vogliono di mangiare carne in maniera molto più sostenibile, e potrei anche aggiungere che dall'esperienza che ho avuto in particolare in quei 2 anni e mezzo di Parlamento europeo nella Commissione Ambiente e Sicurezza Alimentare e Benessere Animali, che mi verrebbe quasi a dire che la carne più problematica è quella degli allevamenti intensivi, perché sappiamo molto bene come a causa di questa tipologia di allevamento, dove gli animali crescono uno di fianco all'altro, ci sia bisogno, per evitare che insorgano malattie varie, di un gran utilizzo di antibiotici. Antibiotici che effettivamente poi restano in circolo, restano sul prodotto, ma non solo. Pensate che una delle cose che veniva sollevate era in Commissione Ambiente era che in particolare in Belgio e in Olanda, dove ci sono grandi concentrazioni di allevamenti intensivi, abbiamo il problema degli antibiotici anche sulle falde acquifere, perché tutti gli impianti di depurazione riescono a depurare qualsiasi tipo di rifiuto, di sostanza inquinante, ma non riescono a depurare gli antibiotici. E quindi ben venga questa nuova attività. Volevo anche aggiungere che questo tema è passato anche in Consiglio. Chi prima ha visto l'aula, ha visto anche dove noi lavoriamo consiglieri regionali, e devo dire purtroppo che sono stato l'unico consigliere regionale a votare contro una mozione sulla carne sintetica. E sì, ci sono stati voti di astensione, però il voto contrario è stato solo uno e la maggioranza l'ha approvata. Questo per dire che c'è ancora sicuramente molto da lavorare anche su questo, soprattutto in termini di informazioni. Io credo che più ci si informa su questo aspetto, su questo tema, più credo si possano prendere delle scelte consapevoli. Prego. Sì, io volevo chiedere se era possibile raccontare il processo di pubblicazione di questo libro, se si sono incontrate delle difficoltà oppure è andato tutto liscio. Grazie. Allora, il processo di pubblicazione non è stato per nulla facile in realtà, infatti alla fine ho optato per una pubblicazione con una tipografia online e che comunque ha poi distribuito il mio libro su Mondadori, Feltrinelli Online, anche su Amazon, anche se comunque preferisco sempre che venga comprato direttamente in cartaceo. Però non è stato facile perché mi hanno contattata delle case editrici piuttosto grosse e che hanno adorato il mio modo di scrivere, hanno adorato anche le illustrazioni, però tutte quante volevano che gli dessi un carattere un po' meno vegano, un po' meno antispecista. E quindi a quel punto, dopo averci pensato, perché chiaramente sarebbe stato molto positivo per me poter pubblicare con delle case con un certo nome, insomma, però mi sembrava proprio di storpiare il significato del libro e sarebbe diventato l'ennesimo libro esplicativo degli animali da fattoria e non mi sembrava il caso. Decisamente merito veramente a Margherita per questa sua decisione e questa sua fermezza, perché se vogliamo cambiare le cose bisogna anche andare fino in fondo. Ecco, se non ci sono altre domande potremmo concludere qui. Ti ringrazio ancora per essere stata oggi qui con noi e ti auguro veramente di poter divulgare il più possibile questo libro per seminare in qualche cosa che un giorno sicuramente raccoglieremo. Grazie mille, veramente, grazie per avermi invitata e grazie a tutti quanti.